15 minuti ci vogliono per fare queste mezze maniche rigate con pomodorini, basilico, provoletta, salsiccia e un po' di vino bianco. Pigliate carta e penna e venite a presa a me. Una bella padella e iniziate a far soffriggere le salsicce con un filo di olio. Le salsicce friggono, buttate un bel bicchiere di vino bianco e fate evaporare. Se sono pronte, ecco qua, io le tolgo dalla padella e le metto in un piatto. Questa padella che ho fatto le salsicce, ho aggiunto un spicchio d'aglio e un po' di olio e faccio soffriggere l'aglio e l'olio. Adesso unisco pomodorini e basilico, un pizzico di sale e faccio cuocere giusto 10 minuti. I pomodorini sono cotti e li metto nel boccale del mixer, così, e aggiungo un po' di provolette, queste qua, vedete? E adesso andiamo a frullare tutto insieme. La crema è pronta con pomodorini e provole e basilico. Adesso vado a buttare la pasta. Adesso prendete tutta la crema che avete fatto con i pomodorini, provola e basilico e buttatela un'altra volta dentro la caccavella. Qua la pasta è pronta e io la vado a buttare nella padella insieme a tutti il misca francesca che avevo fatto prima. Mi raccomando, conservatevi l'acqua di cottura della pasta. Ecco qua, adesso iniziamo ad amalgamare tutto. Vedete un po' troppo asciutto, aggiungete un cucchiaiello di acqua di cottura della pasta. Mettiamo un po' di parmigiano a sentimento. Adesso mischiate buono. Uniamo le salsicce. Ecco qua. Siamo pronti, eh? Ecco qua, assaggiamo. Un altro po' di parmigiano. E un bello filetto d'olio. Assaggiamo. Buon appetito e buona giornata a tutti quanti.